Portata a termine la riqualifica delle fognature e dell'acquedotto nel quartiere Busa a Padova, completato il rifacimento stradale del quartiere, un'opera costata 600.000 euro, di cui 550.000 finanziati dalla Regione Veneto. Un'opera peculiare per il sistema fognario cittadino. L'intervento, al di là di tutto, al di là della tempistica dell'investimento in sé, che tutto sommato rispetto ad altri è poco significativo, è invece paradigmatico di quello che la città, l'ente di gestione dei sottoservizi, la regione, insieme, tutti insieme, dobbiamo fare nei prossimi anni. Cioè dobbiamo pensare di rinfrastrutturare i nostri quartieri in modo da gestire le acque nere, le fognature, separandole dove possibile dalle acque bianche e soprattutto trovando il modo di espellere l'acqua in eccesso senza che questa debba ristagnare nel luogo in cui si vive. Un sistema idrico, quello tra via Vannozzo e Lungargine del Piovego, che sarà da esempio anche per gli altri in città. Si decide di trattenerla in una condotta per poi ributtarla, quando ce n'è troppa, nel pioveo che abbiamo di fronte. Anche da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico, è stata usata una tecnica, definiamola innovativa, perché invece di dare solo per caduta le fognature, in alcuni casi, quando l'acqua della pioggia si somma a quella della fognatura, si rimanda, dopo averla in parte pulita, sul pioveo. Un anno di lavori e un anno di sofferenza per i residenti, a cui però vengono restituite strade e fognature nuove. È stato un lavoro lungo perché abbiamo dovuto evidentemente rispettare l'accesso alle case, l'accesso per le strade che sono abbastanza strette, però adesso abbiamo un'infrastruttura che nelle situazioni in cui c'è molta pioggia riesce a scaricare nel canale che è qui vicino. E lo abbiamo già provato perché stiamo raccontando un'infrastruttura che sta già operando da poche settimane, abbiamo avuto alcuni fenomeni piovosi molto intensi e questa zona non è andata sott'acqua come sarebbe accaduto prima di questo lavoro.